Allora, sabato aver visto la tribuna così piena nella partita contro l'FC Voghe è sicuramente per tutti noi dell'Atletico Voghera un grande motivo d'orgoglio e una grande soddisfazione, perché come abbiamo detto più volte, la nostra è una realtà che parte veramente dal niente. eh, Era una semplice idea tra amici, un'idea da bar, diciamo, che poi è diventata realtà e ora da un anno e mezzo è parte portante della nostra vita, perché comunque ci dedichiamo tutti tanto impegno, tanto lavoro e quindi vedere questo sia in campo nel nostro gruppo, ma quello lo sappiamo, non è una novità, questo forte senso d'appartenenza lo sappiamo da tempo, ma vederlo anche al di fuori, vederlo tra amici, parenti, conoscenti che vengono lì per assistere a una nostra partita con qualche nostro amico che ha organizzato anche un po' di tifo. È stato bellissimo, veramente, veramente bello. Forse non una cosa che ci immaginavamo nel così breve periodo, perché comunque non sono neanche 2 anni che è stato fondato Atletico Voghera, però è sicuramente stato molto molto bello, un grande orgoglio. Peccato per il risultato, perché per noi il pareggio è sempre più simile a una sconfitta che a una vittoria e quindi grande peccato per il risultato perché sarebbe stato molto bello vincere davanti a quella cornice di pubblico che ringraziamo ancora una volta, come abbiamo già fatto di persona, ma è importante ringraziarli perché hanno reso una normale partita di terza categoria un momento veramente bello. Quindi li ringraziamo e speriamo che la prossima volta che ci sia una così bella cornice di portare a casa i 3 punti. Allora, il campionato può essere sicuramente un campionato bello e stimolante, però per far sì che sia così, più che parlare di possibili contendenti, voglio parlare di noi stessi perché il focus deve sempre rimanere quello, dobbiamo rimanere noi stessi, dobbiamo concentrarci su di noi, sul fare il risultato noi, senza pensare troppo a chi è o chi sarà lì davanti con noi. Qualsiasi squadra sarà, noi non dobbiamo pensare a loro, dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare domenica per domenica, ogni domenica come se fosse l'ultima partita in cui ci giochiamo il campionato, perché è un campionato mh, comunque non facile, perché per ora nessuna domenica è stata una passeggiata per noi, per come siamo fatti. eh, Ci mettiamo a volte anche in difficoltà da soli, quindi dobbiamo essere bravi a migliorare sempre di più, allenarci, lavorare tanto e essere concentrati ogni domenica, appunto, come se fosse l'ultima, per pensare noi a rimanerli davanti. Poi, eh, se come mi dici te ci sarà l'FC Vogue lì davanti con noi, sarà sicuramente bello perché abbiamo visto sabato come è stata vissuta da tutta la piazza la partita, quindi sarebbe sicuramente una bella rivalità, però a prescindere da quello noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché la più grande forza, il nostro più grande problema siamo noi stessi, perché io penso che la nostra squadra sia forte, lo credo, in tutto, nei giocatori, nello staff, nella dirigenza, nei tifosi, nel gruppo, in tutto, però mh, nulla è scontato, quindi non è scontato rimanere lì davanti fino alla fine. Per farlo dobbiamo lavorare tanto, allenarci tanto e, come ho detto, giocare ogni domenica come se fosse l'ultima. Ripeto, dobbiamo rimanerci noi innanzitutto e poi per quelli che abbiamo affrontato finora, non abbiamo ancora giocato con l'Albonese che ora è terza in classifica, aspettando il recupero di stasera tra Vogue e Lomellina. Quindi loro non li conosco, non saprei dirti. Se sono lì davanti, sicuramente sono un'ottima squadra. Ehm, la Vogue è un'ottima squadra, quindi penso rimarrà lì. E la Lomellina è quella che finora che abbiamo incontrato a me è piaciuta di più. Quindi io penso che loro sicuramente, vista la loro esperienza, visti i nomi, viste tante cose, anche il seguito di tifosi che hanno anche loro, mi hanno detto molto importante, ehm, sarà sicuramente una squadra che rimarrà lì davanti.
ne sono abbastanza sicuro. E quindi le squadre sono queste. Poi ci sono in realtà anche tante altre squadre. La Riva è un'ottima squadra che a inizio anno avrei detto sarebbe stata lì davanti con noi. Ora sta vivendo un momento difficile, penso, dei risultati, ma il campionato è lungo, quindi c'è spazio per tutti, diciamo, secondo me. Quello che dobbiamo pensare, ripeto ancora una volta, è lavorare tanto e non pensare a chi sarà lì davanti, a chi sarà lì davanti, a prescindere di chi ci sia, dobbiamo pensare a vincere noi. Allora, l'obiettivo di inizio stagione, beh sì, diciamo che aspettando stasera il recupero tra Vogue e Lumellina siamo momentaneamente primi, quindi diciamo qualunque fosse l'obiettivo per ora non può che essere rispettato dalla classifica. Ora, siamo soddisfatti sì, non al 100% perché comunque abbiamo perso qualche punto in giro, siamo usciti dalla Coppa, quindi si può sempre fare meglio, ecco, quindi quello che dobbiamo fare è lavorare tanto perché beh, il nostro obiettivo è quello di rimanere lì davanti fino alla fine. Non ci vogliamo nascondere dietro un dito, non vogliamo dire cose che non pensiamo. Il nostro obiettivo è quello di rimanere lì e salire di categoria, farlo possibilmente vincendo, che è sempre più bello, vincere un campionato piuttosto che salire in altri modi. Quindi il nostro obiettivo è quello. E per ora sta andando bene, però non abbiamo fatto ancora veramente niente, quindi è molto presto per ritenersi soddisfatti. Per ora abbiamo iniziato bene, questo sicuramente potevamo fare meglio, sì, perché abbiamo perso tanti punti in giro che potevamo non perdere in partite impostate male da noi. Però ne abbiamo anche guadagnati altre volte con la forza del gruppo, con la grinta, con la voglia. Quindi sì, per ora siamo diciamo soddisfatti, si può sempre far meglio e, e niente, per rimanere lì e per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo lavorare tantissimo perché dobbiamo migliorare tanto, perché nulla è scontato, le altre squadre miglioreranno e dobbiamo fare lo stesso anche noi, dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare tanto e, e giocare, ripeto ancora una volta, ogni domenica come se fosse l'ultima.